Buon pomeriggio a tutti, ben arrivati. Io sono Adriano Bordignon del Centro della Famiglia di Treviso, presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto, e vi do benvenuto a questa serata, a questo pomeriggio, nel quale assieme a INPS cercheremo di comprendere quali sono gli strumenti, le modalità di accesso a questo nuovo strumento che partirà il 1° di luglio, cioè tra 2 giorni, che è l'assegno unico universale. In realtà questo strumento, che abbiamo atteso con grande attenzione, che abbiamo accompagnato come forum delle associazioni familiari e che abbiamo richiesto a gran voce alla politica, è uno strumento che arriva in una dimensione, una versione temporanea che ci accompagnerà da qui al 31 dicembre e che ci illustrerà bene uno dei nostri ospiti e relatori. È uno strumento, l'assegno unico, che le famiglie hanno atteso da tempo, le famiglie italiane e le famiglie anche venete in particolare, che hanno accompagnato questo percorso. Uno strumento che riconosce la soggettività della famiglia, che riconosce il ruolo educativo centrale della famiglia e l'importanza dei figli oggi più che mai. In questa epoca di inverno demografico questo è il primo dei passaggi necessari per sostenere le famiglie nel loro progetto di vita e nei loro percorsi di orientamento a generare dei figli, a scegliere una prospettiva di diventare genitori. La complessità è vasta, i tipi di intervento richiesti dalle associazioni familiari sono differenziati, e a fianco di questo assegno unico noi attendiamo con urgenza una riforma fiscale e anche un'implementazione in termini qualitativi e quantitativi dei servizi territoriali a favore della famiglia e dell'infanzia. Questo assegno unico è arrivato con una convergenza molto importante sia alla Camera che al Senato, con un'approvazione senza alcun voto contrario, e nei tempi stretti che sono stati messi a disposizione siamo arrivati a una versione temporanea con il decreto legge del 79 che mette in campo una misura che prenderà avvio domani. INPS, come sempre, è sul pezzo, cerca di dare delle risposte appropriate ai bisogni delle famiglie, anche nelle urgenze. In questo territorio in modo particolare lo sperimentiamo da tempo, ed è per questo che siamo molto felici di collaborare in questo frangente con INPS Treviso, e in particolare col direttore Marco De Sabata e con Stefano Girotto, dirigente che si occupa specificamente anche di questo settore e ha un'estrema competenza su tutti gli strumenti che sono messi in campo per le famiglie da INPS. In questo senso quindi siamo in un momento di transizione, una grandissima soddisfazione per questo strumento che vede maggiori risorse per le famiglie, 6 miliardi a regime dal 2022, 3 miliardi per il 2021, che rappresentano una grande soddisfazione per le famiglie, perché l'ultima risorsa risale a più di 10 anni fa ed era un'implementazione di 1 miliardo e era stata salutata con grande soddisfazione. Siamo a buon punto, ma non basta, ci sono molte preoccupazioni su come verrà sviluppato questo strumento, sulle possibili ricadute in termini di appropriatezza della distribuzione delle risorse. Ci sono dei dubbi sulla opportunità di usare l'ISEE, ci sono dei dubbi su come questa misura vada a impattare sul ceto medio e come invece possa rischiare di trasformarsi in una misura di lotta alla povertà. Ma entriamo nei contenuti di questo strumento. Io cedo la parola a Marco De Sabata, a cui do il benvenuto e che ringrazio per la collaborazione offerta anche in questa occasione. Ringrazio io gli organizzatori, in particolare l'amico Adriano Bordignon del Centro della Famiglia di Treviso, con cui c'è un continuo e costante dialogo, e naturalmente do il benvenuto a tutti gli utenti che sono collegati in questa piattaforma. Perché questo continuo e costante dialogo anche col centro della famiglia? È perché le istituzioni in questo periodo di grande crisi economica, finanziaria, dovuta purtroppo alla pandemia, al Covid, noi dobbiamo essere, come enti pubblici e come associazione, parlo anche del terzo settore, del volontariato, dei navigatori satellitari per quanto riguarda tutto il mondo delle prestazioni sociali e delle prestazioni a sostegno del reddito, che sono molteplici, tra cui anche queste novità
che la legge e il nostro legislatore ha introdotto, seppur in via temporanea, proprio a sostegno del reddito, cioè delle persone che sono in difficoltà economica, cioè con atti a sostegno della famiglia, atti economici di natura economica, e naturalmente anche misure a sostegno delle persone fragili, in particolar modo gli invalidi civili e i portatori di handicap. In sostanza dobbiamo essere un navigatore satellitare per tutte le fasce di persone che appartengono alle cosiddette fragilità, cioè alle fasce sociali più deboli. Questa è la nostra mission, essere un ente previdenziale, ma anche assistenziale e sociale. Naturalmente, perché faccio questa differenza in questa introduzione, prima che andiamo ad analizzare il contenuto dell'assegno temporaneo, che lo farà ottimamente Stefano Girotto? Perché l'INPS non fa le leggi, questo è bene specificarlo. L'INPS applica il contenuto normativo. Applicando il contenuto normativo affermiamo il principio di legalità. Questo è un passaggio che deve essere molto chiaro agli utenti. Il principio di legalità sta a significare che noi eroghiamo prestazioni sociali di natura economica a soggetti che ne hanno e possiedono i requisiti, solo a loro. Quindi noi abbiamo il dovere anche di controllare la veridicità delle dichiarazioni, naturalmente controllare anche la forma e il contenuto giuridico delle dichiarazioni presenti nelle varie banche dati e naturalmente eroghiamo in tempo reale il più possibile la misura economica a sostegno del reddito. Questo che cosa sta a significare? Che non siamo un ente burocrate, come ci vogliono definire, ma siamo un ente che tutela la legalità e soprattutto difende e sta accanto alle persone più fragili. Questo sì, perché dobbiamo evitare che risorse che sono della collettività in quanto di natura sociale vadano erogate a persone che non ne hanno diritto. È chiaro questo? Questo deve essere chiaro. Questo è un discorso e vale il principio di affermare il principio di legalità. Quindi non solo controlli interni di INPS, ma abbiamo un costante e quotidiano colloquio anche con la Guardia di Finanza e i Carabinieri. Quindi tutto il mondo delle prestazioni sociali sappiate che è controllato a vista, come è giusto che sia, perché le istituzioni come l'associazionismo, come il terzo settore, il volontariato, che sono le sentinelle territoriali sociali, cui l'INPS ringrazia tutti i giorni, in primo luogo il centro della famiglia, con cui abbiamo instaurato questo grande rapporto di colloquio, di sentinella sociale sul territorio, è chiaro che noi affermiamo questo principio, cioè stare accanto alle persone più fragili. Come? Innanzitutto con una consulenza mirata e specifica, che si può fare, visto il rapporto sinergico che si è instaurato sia col centro della famiglia, che veicola le istanze sociali direttamente all'INPS, oppure venendo presso il nostro ufficio relazioni con il pubblico, dove ci saranno del personale qualificato, in particolare il responsabile adesso ad interim, che è il dottor Stefano Girotto, e anche altri funzionari, che possono dare una consulenza specifica e fare da navigatore satellitare sulle prestazioni sociali. Perché dico navigatore satellitare? Perché ci sono più livelli di prestazioni sociali. Quella centrale, come può essere l'assegno temporaneo, ma anche prestazioni sociali erogate da enti locali. Quindi è molto importante far dialogare le banche dati, ma soprattutto interloquire anche tra di noi, in modo tale che ci sia un cofanetto di prestazioni, ma che sia nel contorno magico della legalità. Questo è un principio fondamentale che, ripeto, e deve essere il nostro principio cardine del nostro agire quotidiano. Quindi socialità accanto a legalità. Quindi non c'è un'interpretazione, o si posseggono i requisiti previsti dalla legge o si è fuori dalla legge. Quindi è bene che si sappia questo, ma non, ripeto, per essere un ente burocrate, ma per legittimare la prestazione economica che stiamo erogando. Quindi, in sostanza, qual è il messaggio che voglio dare? Che noi, insieme al centro della famiglia, ripeto, e altro mondo associazionismo, penso ai patronati, penso ai CAF, penso alle associazioni del terzo settore, ma oggi siamo al centro della famiglia, mi piace focalizzarmi sul centro della famiglia. Siamo
insieme, in grande sinergia istituzionale e sociale, dei navigatori satellitari per chi? Per le persone e per quei nuclei familiari che sono in difficoltà economica e sociale. Noi ci siamo, ripeto, possiamo orientare le scelte, possiamo fare una consulenza specifica, possiamo far conoscere, non dico formare, ma informare di tutte le novità legislative, anche se sono temporanee, quindi ci sarà una legislazione in evoluzione. Aspettiamo anche le ulteriori mosse del nostro legislatore, ulteriori interventi, che naturalmente compongono il quadro normativo entro il quale noi ci muoviamo nella quotidianità. Quindi metto a disposizione, come sempre, la sede istituzionale dell'INPS come ufficio relazioni con il pubblico e naturalmente sono a disposizione anche dei consulenti del centro della famiglia che attraverso la loro diramazione territoriale, penso solamente alle parrocchie, al grande ruolo di filtro che fanno le parrocchie perché conoscono i nuclei familiari in difficoltà, conoscono le situazioni sociali di determinate persone. Chi meglio di loro delle parrocchie possono far da filtro e magari segnalare la situazione di disagio sociale ed economico. Ok? Questo noi lo facciamo tutti i giorni. Lo esplicitiamo con questi incontri, lo formalizzeremo magari con delle convenzioni apposite che faremo anche con gli enti di rappresentanza della curia e quindi il nostro è un offrire un servizio gratuito ma sociale, di natura sociale, alle persone cosiddette fragili che appartengono alle fasce sociali più deboli. Questo ci tenevo come cappello introduttivo. Ora passo la parola a Stefano Girotto che andrà ad analizzare e illustrare le caratteristiche salienti di questa nuova misura. Grazie. Grazie a Marco De Sabbata. Nell'attesa che Stefano Girotto si prepari, faccio due sottolineature molto importanti su quanto ci ha presentato Marco De Sabbata. La prima è l'importanza della legalità da parte di tutto il contesto sociale e questa è una cosa che sta a cuore alle famiglie, sia come stile educativo ma anche sia per l'utilizzo appropriato delle risorse. Siamo in scarsità di risorse, bisogna usarle con accortezza e con cura per noi stessi e per le prossime generazioni. Il secondo è il desiderio e la volontà di sviluppare una governance condivisa del welfare territoriale, nella quale ognuno, secondo le proprie caratteristiche, mette in campo tutte le risorse possibili per il bene della comunità. Grazie e la parola al dottor Girotto. Buonasera a tutti, adesso vi condivido quanto abbiamo costruito in questi pochi giorni. Allora, assegno temporaneo figli minori nasce, come ha detto Adriano, da una lunga costruzione normativa che è venuta alla luce il decreto legge 8 giugno 2021, il numero 79. E l'INPS è intervenuta con i primi chiarimenti col messaggio 2371 e le caratteristiche di questo nuovo assegno temporaneo per i figli minori è dovuto al fatto che è una caratteristica temporanea che va dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021. E la normativa assegno unico universale nasce per la globalità di tutte le tipologie di lavoratori dipendenti, autonomi, disoccupati, pensionati. Però in questo momento i decreti attuativi non hanno ancora stabilito le modalità su cui andare a stabilire le caratteristiche principali. È stato costruito questo assegno temporaneo per i figli minori che dal 1 luglio nel portale dell'INPS consentita l'inoltro della domanda telematica. La durata di questo assegno ponte, lo chiamano, va dal 1 luglio 2021, ripeto, al 31 dicembre 2021. Ricordiamo che rispetto alle caratteristiche degli assegni familiari, assegno nucleo familiare,
tradizionali che si rivolgono, cui vengono richiesti dai lavoratori dipendenti, dove il requisito della verifica per la misura della prestazione era il reddito del nucleo familiare. In questo caso la discriminante per cui viene determinata la quota mensile di assegno per figlio è essere in possesso dell'attestazione ISEE 2021 in corso di validità. Naturalmente le caratteristiche poi sono che, adesso le vedremo successivamente, questa tipologia di assegno temporaneo è strutturato e dedicato solo per i nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno nucleo familiare tradizionale, per cui si deve continuare per la generalità dei lavoratori dipendenti a inoltrare la domanda telematica tramite patronato della richiesta di assegno nucleo familiare dite attive, per cui continuerà l'erogazione in busta paga da parte del, come finora è accaduto, in busta paga da parte del datore di lavoro. Le caratteristiche di questo assegno temporaneo deve verificare dei requisiti che devono essere verificati congiuntamente. Allora, dei requisiti di cittadinanza o di appartenenza di un cittadino italiano, Stato membro dell'Unione Europea o familiare, titolare per diritto di soggiorno, soggiornante per permanente. Poi ci sarà comunque la circolare applicativa che è in pubblicazione, penso la prossima settimana, ho avuto informazioni direttamente dalla direzione generale, per cui le caratteristiche devono essere, ricordiamo, congiuntamente. Allora, possesso degli ISEE 2021, caratteristiche di cittadinanza o appartenenza o titolarità di un tipo di permesso di soggiorno, essere soggetto al pagamento dell'imposto sul reddito in Italia. Qui non hanno ancora chiarito e aspettiamo il circolare applicativo, ma sicuramente si intende soggetti che nell'erogazione del reddituale pagano l'IRPEF oppure i lavoratori autonomi che versano comunque imposto sul reddito in Italia. È naturalmente stata dichiarata imposto sul reddito, non hanno specificato ancora quale sia effettivamente però la generalità delle imposte sui redditi. Domicilio e residenza in Italia e avere figli a carico fino al compimento del 18° anno di età. Ricordo che questa prima fase, 1 luglio 31 dicembre, riconosce l'assegno temporaneo ai figli fino al 18° anno di età, mentre dal 1 gennaio 2022, come è previsto per l'assegno unico nella sua completezza, prevede anche l'erogazione per i figli anche fino ai studenti fino ai 21 anni. C'è un altro requisito: essere residenti in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. La stima che è stata fatta in questi giorni dalla nostra direzione centrale riguardo ai eventuali e potenziali beneficiari di questa misura, si parla di 1,8 milioni di persone, di cittadini che possono accedere, di nuclei familiari, diciamo, perché poi in sé la prestazione raccoglie nell'ISEE l'interezza del nucleo familiare. Andiamo avanti. Allora, l'importo dell'assegno è determinato in base a una tabella che incrocia fasce ISEE e il numero dei componenti. Poi più avanti vi farò vedere un esempio. Dalla tabella dell'erogazione qui è stabilito l'importo che viene erogato. Se nel nucleo familiare vi è una presenza di un figlio con disabilità, vi è una maggiorazione sull'assegno di 50 euro al mese. Allora, io volevo focalizzare un attimo l'importanza di ciò che si dichiara, di ciò che si va a dichiarare nell'ISEE, proprio per il principio di legalità che è stato riscontrato prima. Allora, ISEE è la fotografia della situazione economica equivalente del nucleo familiare, dove ISEE è un parametro che raccoglie la sintesi di dati patrimoniali e reddituali e di patrimoni immobiliari e immobiliari. Il fatto di sottoscrivere una DSU, ricordo a tutti, il soggetto che sottoscrive risponde anche civilmente e penalmente di quanto dichiara. Abbiamo la direzione centrale INPS e Inclusione Sociale ha dei continui contatti
i collegamenti con agenzie di entrate e guardie di finanza proprio per la verifica di tutti i requisiti che sottendono alle fasce ISEE, per cui il fatto stesso di dichiarare anche un familiare in meno sull'ISEE che non sta nello stato famiglia incrocia comunque con banche dati che noi abbiamo in possesso di anagrafi comunali, il fatto di non dichiarare il possesso di redditi potrebbe determinare una segnalazione alla Procura della Repubblica per falso in atto pubblico, per cui proprio per il principio di legalità e per la correttezza della prestazione che deve essere erogata, raccomando sempre, quando vi recate al CAF o fate l'ISEE precompilato, di essere precisi e determinati nel fatto di dichiarare tutto quello che viene richiesto. La modalità di presentazione è esclusivamente telematica dal 1° di luglio, la decorrenza è dal mese di presentazione e per le domande presentate entro il 30 settembre vi è questa possibilità di riconoscere la mensilità dell'assegno temporaneo dal 1° di luglio, proprio per il fatto che magari ancora qualcuno di questi soggetti che avranno diritto e che accederanno al beneficio non hanno ancora conseguito l'attestazione ISEE. Teniamo conto che magari i CAF in qualche periodo, qualche settimana di agosto chiuderanno anche per ferie, per cui magari chi avesse già valutato la possibilità di fare richiesta di munirsi e di predisporre ISEE. Altro discorso sarà dal 1° gennaio 2022, quando la generalità dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori disoccupati che è in disoccupazione in ASPI dovrà accedere all'assegno universale, ma lì poi eventualmente ci riserviamo di fare ulteriori incontri, ulteriori pillole informative per poter dettagliare meglio la misura in erogazione. La modalità di erogazione avviene mediante accredito su IBAN del richiedente. Anche qui, attenzione, nel momento in cui una pratica telematica viene segnalata all'INPS, può essere una pensione, una disoccupazione, l'IBAN va a incrociare il banca dati su Banca d'Italia della titolarità del conto corrente, per cui evitare che il richiedente magari che ha un conto, il richiedente magari abbiamo tipica famiglia, padre ha un conto intestato e mette l'IBAN della moglie, quella pratica verrà scartata in quanto IBAN non verificato, per cui si innesca un meccanismo che poi dovremo andare a rettificare noi in sede e a inserire l'IBAN corretto, per cui l'IBAN deve essere riferito al richiedente la domanda di assegno temporaneo su un conto corrente a lui intestato o cointestato. In caso di affido condiviso di figli minori, lì infatti sulla richiesta dovrà essere indicata la tipologia dello stato famiglia, per cui se i coniugi sono separati, può essere anche richiesta la misura di liquidazione della prestazione al 50% di ciascuno dei due genitori sull'IBAN intestato rispettivamente a tutti e due. Andiamo a verificare la compatibilità di questa misura con la percezione del reddito di cittadinanza, e qui poi farò un focus breve perché ancora istruzioni dettagliate non ne abbiamo. E la compatibilità, la cumulabilità con l'assegno per nuclei familiari con almeno 3 figli erogato dai comuni, ma come lo era anche l'assegno al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, è possibile cumulare per i nuclei familiari con 3 figli minori, e anche quello è vincolato a un limite ISEE, è compatibile con le misure che vengono erogate a fuori fila a carico di regioni, province e enti locali, è tuttora compatibile e cumulabile con l'assegno di natalità, il bonus bebè, il premio alla nascita, la percezione di detrazioni fiscali, fondo sostegno alla natalità e gli assegni familiari previsti per i coltivatori diretti. Ripeto, è esclusa la compatibilità con l'ANFE, lavoratori dipendenti, ditte attive. Allora, l'assegno temporaneo è stato specificato una nota proprio che ci è arrivata ieri. L'assegno temporaneo non può essere richiesto dai lavoratori dipendenti e pensionati da lavoro dipendente. I lavoratori iscritti sono separati perché hanno già una modalità di accesso alla liquidazione degli assegni familiari per la gestione separata, i lavoratori agricoli, perché via il pagamento diretto da parte dell'INPS, i lavoratori domestici che anche loro hanno un canale telematico per le linee oltre la richiesta della liquidazione della prestazione a favore dei figli come lavoratori domestici, i lavoratori di ditte cessate e fallite inadempienti. Può capitare che
il lavoratore dipendente in capo in questo periodo 1 luglio, 31 dicembre, in un fallimento del proprio datore di lavoro, non accede all'assegno temporaneo, ma fa richiesta di pagamento diretto all'INPS. Lavoratori in aspettativa sindacale, i marittimi, i lavoratori titolari di prestazione sostitutiva di retribuzione, quale disoccupazione NASPI, disoccupazione agricola, soggetti titolari di trattamenti di integrazione salariale, quale può essere la cassa integrazione o fondi di solidarietà, in quanto vengono erogati direttamente o dall'INPS o a conguaglio dal datore di lavoro, e tutti i soggetti che sono assistiti e assicurati contro la tubercolosi, e sono le prestazioni dove era legato prima l'assegno al nucleo familiare, perché proprio questa misura dell'assegno temporaneo per i figli va a dare un sostegno alle famiglie per cui non avevano diritto ad accedere alla misura dell'assegno al nucleo familiare generico. Posso pensare al nucleo familiare in cui vi è il padre lavoratore autonomo e la madre dipendente, proprio per la misura che non si raggiunge il 70% del reddito che sto parlando, dal lavoro dipendente, per cui venivano esclusi dall'accesso alla misura dell'assegno al nucleo familiare. Qui con l'attestazione ISEE è possibile accedere a questa misura, che è l'assegno temporaneo per i figli minori. Naturalmente ricordo che è fatto obbligo al richiedente, in caso di variazione del nucleo familiare, di accedere alla compilazione e a ricevere l'attestazione di un nuovo ISEE entro 2 mesi dalla data di variazione. Posso pensare alla nascita di un figlio, per cui si va a avere un ulteriore soggetto che entra nel lucro, per cui una nuova misura che naturalmente la procedura in automatico ricalcolerà agganciando appunto al nucleo che viene dichiarato nell'ISEE. Discorso a parte sono tutti i soggetti titolari e percettori di reddito di cittadinanza, dove la richiesta che viene fatta, e naturalmente non devono rientrare i soggetti titolari di cittadinanza in tutte le categorie che abbiamo visto precedenti, per cui non c'è la compatibilità. L'erogazione avviene come incremento sulla quota di reddito di cittadinanza, per cui come ricarica aggiuntiva e possibilità di prelievo maggiorato in contanti sulla tessera reddito di cittadinanza. Qui poi noi stiamo aspettando la circolare esplicativa, per cui ci verrà poi precisato nel dettaglio tutte le caratteristiche di questa novità, insomma. Gli importi, andiamo agli importi dell'assegno temporaneo. Abbiamo detto che l'importo della misura è legato alle soglie ISEE. L'allegato 1 del decreto 79/2021 ha un tabellare, che dopo ho fatto un estratto, lo faccio vedere, per cui per ISEE, allora, il limite massimo è che il nucleo familiare non superi i 50.000 euro di ISEE, non stiamo parlando di reddito. Per cui se faccio un esempio, posso pensare al nucleo familiare di 2 genitori e 2 figli, coefficiente di equivalenza sull'ISEE 2,04, il limite reddituale patrimoniale, stiamo erogando assegno temporaneo a nuclei che possono raggiungere anche valori ISEE, non ISEE, pari a quasi a 100.000 euro. La somma erogata è la fascia fra i 40 e i 50 ISEE è di 30 a figli, però anche oltre i 50.000 euro di ISEE non spetta nulla. Allora, partiamo dalle fasce più basse. Per un ISEE fino a 7.000 euro, per ciascun figlio minore l'importo base è 167,50 euro. Nel momento in cui la soglia dei 2 figli aumenta, cioè si passa a 3 figli, c'è un incremento del 30%. Qui a video potete vedere, si può arrivare a 3,35 per 2 figli, si sale a 6,53 per 3 figli, 8,71 per 4 figli, e per 5 figli si arriva a 1.089 euro al mese, più eventuali 217 euro per ciascun figlio ulteriore al quinto. L'importo, naturalmente, come l'assegno al nucleo familiare, si riduce al crescere dell'importo dell'ISEE, come era naturalmente anche per i redditi da lavoro
non è il reddito dipendente, è il reddito del nucleo familiare, per cui partiamo da 167 euro e si riduce a fasce che sono comprese la prima fra i 7.000 fino a 7.000, da 7.000 a 15.000, da 15.000 a 40.000 euro, si riduce in maniera lineare, proprio vedrete per le fasce di ISEE si riduce anche proprio di decimali, cioè posso dire, non so, 75 e 40, poi scende per la fascia successiva 75 e 30 per ogni figlio. Probabilmente da 40 a 50.000 l'importo si mantiene per 30 euro mensili per ciascuno figlio fino a 2 figli, 40 euro a figlio per più di 3 figli. Probabilmente in presenza nel nucleo di figli con disabilità vi è una maggiorazione di 50 euro. Questa tabella che abbiamo costruito vi fanno vedere proprio a fasce, in alto a sinistra, ISEE fino a 7.000, un figlio 167 euro, 2 figli 335, e a salire si scatta la maggiorazione del 30%, 6,53 per 3 figli, 8,71 per 4 figli e via così. Probabilmente poi, man mano che le fasce di ISEE aumentano, cioè da 7 a 15.000, da 15 a 40, vi è un decremento della fascia di erogazione della misura dell'assegno temporaneo. Naturalmente poi tutte queste tabelle dovranno essere rimodulate sui decreti attuativi per quanto riguarda l'assegno unico universale, perché tutte queste misure poi l'assegno dovrà compensare le detrazioni fiscali, l'erogazione del premio nascita, l'erogazione dell'assegno di natalità, le detrazioni fiscali. Per cui la misura dovrà, in questi prossimi mesi dovrà essere tarata e studiata appunto per non poter far perdere a qualche nucleo familiare dei benefici prima poteva magari avere superiori rispetto all'assegno temporaneo. Ricordo anche che l'assegno unico universale erogherà da gennaio somme di importo di assegno unico anche alle madri per i 2 mesi antecedenti il parto, per cui poi è tutta una struttura da costruire, da determinare, in cui poi noi stiamo aspettando i decreti attuativi. Come vedete, ecco, questo è un estratto della prima tabella dell'allegato 1 del decreto legge 79, in cui, come vedete, i livelli di ISEE sono proprio scaglionati a soglie da 100 euro a 100 euro e man mano che l'ISEE aumenta l'importo diminuisce. Naturalmente l'importo è stabilito qui per figlio, ciascun figlio, per cui se il nucleo ha un ISEE, facciamo da 7.400 a 7.500, con 2 figli prende 162,330 per due figli. Se il nucleo ha almeno 3 figli minori è 2,10 per 3. Vi faccio vedere un esempio. Ecco, qui è un estratto di un'attestazione ISEE che abbiamo fatto ieri. Attenzione, perché poi nella costruzione dell'ISEE c'è da fare una precisazione. Io l'ho inserita nelle slide perché per la maggior parte delle prestazioni che vengono erogate da INPS rivolte a soggetti minorenni, rispetto all'indicazione nell'attestazione ISEE dell'ISEE ordinario, cioè della situazione del nucleo familiare, per particolari tipologie di nuclei dove il genitore per motivi familiari o sono separati o divorziati via la componente attratta, l'ISEE del minorenne si attrae anche la parte reddituale patrimoniale dell'altro genitore, per cui in questo caso vediamo che l'importo dell'ISEE ordinario e dell'ISEE del minore, che sta sempre sulla seconda pagina dell'attestazione ISEE, è identico, per cui in questo caso la fascia è 26.729,78, sta nella fascia fra 26,7 e 26,8, l'assegno è a nucleo con un figlio, quello che spetta di assegno temporaneo è 58,40 euro a figlio, se fossero 2 figli 58,40 per 2. L'esempio successivo è un nucleo di 3 figli con ISEE pari a 31.871,08, l'esempio è di 62,30 euro a figlio per 3, 186,90 euro al mese dal 1 luglio al 31 dicembre. Poi vedremo dal 1 gennaio cosa succederà. La domanda, come si presenta la domanda? La domanda è sicuramente
online, esclusivamente online. INPS non rilascia più il PIN dal 1 ottobre 2020. Chi non ha ancora fatto la conversione del passato allo SPID può usarlo ancora indicativamente fino a ottobre-novembre, dopo verrà dismesso anche il PIN e si dovrà munirsi di SPID o utilizzare la carta di identità elettronica abilitata ad accedere ai servizi online. E poi sono sempre disponibili i numeri verdi del contact center e naturalmente gli istituti di patronato che affiancati ai CAF offrono sia il servizio di compilazione e rilascio delle attestazioni ISEE, per cui c'è una varietà di possibilità di poter inoltrare la domanda. La procedura sarà attiva e disponibile sul sito dell'INPS dal 1 di luglio anche per i patronati e sia per i cittadini. La precisazione che avevo fatto anche prima è che per le domande presentate entro il 30 settembre verrà riconosciuta anche le mensilità del 1 luglio, proprio per consentire a tutti quelli che devono presentare domanda magari di predisporre l'attestazione e la dichiarazione sostitutiva unica ISEE. Rispetto poi all'erogazione degli importi degli assegni familiari, di cui adesso in questi giorni stanno entrando anche le domande 2021-2022, cioè gli ANF generici che solitamente i lavoratori dipendenti presentano presso i patronati o singolarmente con domanda online, con SPID. La normativa per queste tipologie di assegni familiari ha previsto una maggiorazione che è pari a 37,50 € rispetto alle tabelle già stabilite dall'INPS per quanto riguarda il periodo 1 luglio 2021 30 giugno 2022, che poi verrà troncato al 31 dicembre 2021, in quanto dal 1 gennaio si partirà con l'assegno unico. Per cui al momento le domande entrano in INPS, se corrette o validate dai nostri uffici, arriveranno ai datori di lavoro, naturalmente siccome è per la busta paga del mese di luglio, entro agosto sarà effettuato anche il ricalcolo e la messa a disposizione del datore di lavoro delle somme con le maggiorazioni, sia per i nuclei che hanno fino a 2 figli che quelle che hanno 3 figli. Vengono ricalcolate tutte le tabelle in base al decreto legge 79. Questo è un esempio che vi ho costruito. E quell'1 e 3 significa nucleo familiare di 3 persone, cioè 2 genitori e un figlio, 5 componenti, 2 genitori e 3 figli. Allora, con la fascia di reddito qui, perché comunque per gli autodipendenti continua a valere la regola del reddito del nucleo familiare. Il nucleo familiare fra questa fascia fra i 15.129 e i 15.247, con un figlio spettano 134,40 € di assegno al nucleo familiare. Questa è la tabella generica di nucleo con 2-3 genitori e almeno un figlio minore, perché poi le tabelle sugli assegni al nucleo familiare sono una decina e sono diversificati in base alla composizione del nucleo. Ho preso la più generica per farvi vedere l'esempio, che ad esempio un nucleo con 2 genitori e un figlio, in corrispondenza a 134,40 € ha un aumento di 37,50 €, per cui passa da 134 a 171 € al mese, sempre per il periodo 1-7-31-12. Il nucleo con 2 genitori e 3 figli, l'importo mensile passa da 3,71,17 a 5,36, perché per ciascun figlio si aggiungono 55 €. La cui indicazione è per i nuclei familiari che finora hanno preso gli assegni familiari di continuare ad andare al patronato tranquillamente a fare la domanda e continuare il datore di lavoro a erogare in busta paga. Per tutti coloro che non hanno ancora mai percepito gli ANP perché non ci rientravano, perché non avevano i requisiti, ma hanno i requisiti che vi abbiamo illustrato per l'assegno temporaneo, l'indicazione è predisporre ISEE e fare la domanda online all'INPS. L'indicazione è verifica della corrispondenza dell'IBAN con il dichiarante, ISEE attestato, attenzione quando vi rilasciano l'ISEE che sia attestato conforme e non abbia omissioni o difformità, perché poi lì dovremo aprire tutto un discorso sulle omissioni e difformità, perché il banca dati ISEE nel momento in cui entra nei nostri archivi viene fatto un sventagliamento sugli archivi di Agenzia delle Entrate e Banca d'Italia, per cui la verifica e la corrispondenza di patrimoni e redditi dichiarati
Naturalmente poi noi, proprio per il principio di legalità, come abbiamo sempre fatto anche con il reddito di cittadinanza e con altre prestazioni legate all'ISEE, facciamo dei controlli mirati sulle dichiarazioni ISEE e in casi sospetti interessiamo le forze dell'ordine per approfondire, proprio per dare il principio di legalità e la correttezza della prestazione. Io avrei finito perché non abbiamo altri ulteriori dettagli su questa cosa. Bene, ringrazio il dottor Girotto per il suo contributo. Lo ricordo, è responsabile dell'Agenzia Prestazioni e Servizi Individuali presso la direzione provinciale di Treviso e è un punto di riferimento, insomma, anche per il territorio su queste questioni. A volo d'uccello quindi c'è un cambiamento significativo per questi 6 mesi. Abbiamo 3 miliardi in più a disposizione delle famiglie su questi 6 mesi. Abbiamo 1.800.000 famiglie che non avevano mai percepito alcun tipo di somma e che sono i figli dei liberi professionisti, degli incapienti e dei disoccupati di lungo periodo che riceveranno una risorsa e abbiamo il fatto che nessuno ci perde fino al 31/12 in questa situazione perché le detrazioni fino a dicembre sono tutte quante confermate. Allora, allo stato dell'arte si può dire che come primo passo, come diceva Draghi agli stati generali della famiglia, stiamo avviando un cambio di paradigma e per questo il forum delle associazioni familiari è soddisfatto. Ci sono dei limiti importanti che abbiamo già segnalato, segnaleremo in modo importante, le risorse affinché nessuno ci perda non ci sono al momento, devono essere implementate le risorse, lo ha in qualche modo evidenziato anche il dottor Girotto. Dall'altro lato è importante agire su alcune segni. Questo assegno unico universale, come era atteso, non è unico perché appunto sono in piedi ancora tutte quante le detrazioni e non è universale perché c'è questo tetto di 50.000 euro di ISEE e c'è una larghissima progressività che sembra trasformare questo strumento per la natalità e per l'educazione dei figli più che altro in uno strumento di lotta alla povertà. Da ultimo, insomma, insieme a altre questioni che sono in piedi, c'è un po' di timore che questo incentivo alla natalità possa trasformarsi anche in un disincentivo al lavoro, dando una maggior premialità alle persone con redditi molto bassi. Sono arrivate alcune domande appunto nelle diverse chat, proviamo a vedere se appunto Stefano Girotto è in grado di dare delle risposte anche se non sono arrivate tutte quante le circolari da parte di INPS. Segnalo appunto c'è una prima domanda di Vincenzo che chiede: quando si parla di lavoratori autonomi si intende anche soci di società, di persone o solo persone fisiche con partita IVA? Questa è la prima domanda e ne allego un'altra, dottor Girotto, che è di Macastiello, che dice: l'assegno temporaneo è compatibile con l'assegno al nucleo familiare fino al 31/12? In qualche modo ha già citato, ma probabilmente vale la pena sottolineare la differenza tra l'integrazione all'ANF rispetto a questa misura ponte. Allora, in merito alla prima domanda, lavoratori autonomi, la norma prevede che l'accesso al beneficio è per il soggetto che versa imposta sui redditi in Italia. E qua aspettiamo la circolare per avere il dettaglio se il lavoratore autonomo, se è soggetto con quota di reddito da società, ha il suo modello unico, versa la sua imposta sul reddito, per cui non vedo nessun limite all'accesso, poi eventualmente la circolare sarà più chiara. La domanda successiva è: l'assegno temporaneo è compatibile con l'assegno nucleo familiare dei comuni? Allora, siamo sicuri fino al 31/12. Lì poi dobbiamo capire sui decreti attuativi cosa verrà stabilito, in quanto il potere concessorio dell'assegno dei comuni è in capo ai comuni, per cui anche lì c'è già una valutazione in base all'ISEE. Siccome già rispetto agli assegni al nucleo familiare in essere è una prestazione che è cumulabile, compatibile,
e lì poi è il legislatore che deve decidere cosa fare per il 2022 anche per quanto riguarda l'assegno familiare per i 3 figli, che comunque è un sostegno alle famiglie più bisognose, perché è comunque una prestazione che è legata a fasce di ISEE, per cui anche lì al crescere dell'ISEE l'importo diminuisce. Grazie. E c'è una domanda di Antoine Duanel che ci chiede se l'assegno unico in conto corrente è accreditato metà nel conto corrente della madre e metà nel conto corrente del padre, o può avvenire al 100% su un conto corrente intestato a entrambi i genitori. E poi c'è anche Elisa De Rossi che domanda questo: se non si fa l'ISEE si rientra comunque nella fascia più alta e quindi nell'importo minimo? E in questo senso aggiungo un'altra domanda che è arrivata via WhatsApp sui tempi dell'ISEE. La domanda arriva da Fabio, da Venezia, che dice: al momento della domanda di assegno temporaneo per i figli minori è necessario che vi sia un'attestazione ISEE 2021 valida o è sufficiente aver sottoscritto la DSU? Perché la preoccupazione sottesa è che i tempi siano piuttosto stretti, che non ci si riesca a produrre tutte le ISEE entro il 30 settembre. Allora, sulla prima domanda, per quanto riguarda l'accredito sul conto corrente, la precisazione è che la prestazione è pagata sul conto corrente del richiedente. Naturalmente, se poi rispetto alla posizione del nucleo familiare vi è una situazione in cui i coniugi, gli ex coniugi sono separati o divorziati, per cui scelgono di dover suddividere la domanda, ognuno dovrà avere il suo conto, cioè non è che se i coniugi sono separati, sì, probabilmente non sarà possibile erogare la somma tutta su un conto. Se il conto è cointestato, come specificato prima, la verifica poi con il canale interbancario di titolarità del conto corrente verifica che su quell'IBAN ci sono 2 codici fiscali collegati, per cui un conto cointestato e la procedura dà ok al pagamento. C'era l'altra domanda, se rientra comunque nella fascia più alta, quindi ISEE rientra nella fascia più alta. No, la norma prevede appunto che ci vi sia un'attestazione ISEE, non è prevista l'erogazione se non c'è un ISEE attestato alla data della domanda della prestazione. Qui poi aspettiamo che la circolare per capire se alla data della domanda deve esserci un'attestazione ISEE, cioè sicuramente se la procedura non consentirà di fare la domanda. Ho chiesto stamattina se mi mandavano la bozza del manuale, ma non è ancora arrivata. Probabilmente, come a tante altre prestazioni, alla data della domanda l'ISEE dovrà essere attestato, perché il rischio è di far presentare la domanda, l'ISEE arriva dopo e le domande rimangono lì sospese in attesa di abbinamento con l'ISEE. Sicuramente la domanda avrà, spero io, perché poi noi conoscendo poi tutti i meccanismi interni, richiederà l'inserimento del protocollo ISEE che è stato rilasciato nel lato della richiesta di assegno temporaneo. Quella domanda poi su WhatsApp me la puoi ripetere, Adriano? Aspetta che non sento. È questa. Sì, è di Fabio che ci dice così: con l'entrata in vigore dal 1° luglio dell'assegno ponte, ci domanda questo: al momento della domanda di assegno temporaneo per i figli minori è necessario che vi sia un'attestazione ISEE 2021 valida o è sufficiente aver sottoscritto la DSU? E la preoccupazione sottesa è rispetto alla capacità del sistema di produrre tante ISEE in così poco tempo. Allora, il sistema ISEE, da come vediamo noi, ad esempio su una precompilata, se non vi sono particolari problemi, nel giro anche di 5-6 ore, per non dire, teniamoci larghi, un giorno è attestata. Per quanto riguarda quella del CAF, vediamo un paio di giorni, per cui nel momento che voi prendete appuntamento col CAF e avete fornito tutti i dati patrimoniali e reddituali, l'attestazione verifica tutti i requisiti e viene attestata. Naturalmente, Mari consiglia, prendete appuntamento per il CAF, per l'ISEE, e contemporaneamente prendete appuntamento con il patronato per fare la domanda, così eventualmente già siete sicuri che entro il 30 settembre magari riuscite a farla. La platea in Italia stimavano 1,8 milioni, dopo a livello di Regione Veneto non lo sappiamo, perché poi dipende poi
abbiamo visto la fotografia dell'ISEE a livello nazionale, sposta valori magari medio-alti nel centro nord Italia, valori ISEE più bassi, perché poi naturalmente la situazione economica e reddituale delle famiglie si sposta da zona a zona. Insomma. Grazie, sono collegati, mi risulta, anche i patronati di CISL e di ACRI, quindi sono interessati a offrire il miglior supporto possibile alle famiglie in questo frangente. Arrivano due domande, sempre una dalla chat di Sara che dice: se io sono dipendente e mio marito è partita IVA, il richiedente deve essere lui, punto di domanda, e fa il paio con una domanda che arriva invece via WhatsApp da Jessica, che chiede: se uno è dipendente e l'altro coniuge con partita IVA e non percepiamo gli ANF perché non abbiamo il reddito familiare derivato dal lavoro dipendente per almeno il 70%, questo assegno può essere richiesto da uno dei due? Da chi? Dal lavoratore dipendente o dal libero professionista? Allora, per rispondere alle due domande, sicuramente va fatta l'attestazione ISEE e poi naturalmente il richiedente, preferibilmente è meglio che sia il lavoratore con partita IVA, il professionista in questo caso. Attenzione che però se il soggetto è iscritto alla gestione separata, in via esclusiva verrà escluso, perché poi deve verificare anche questo, perché poi quando si parla di professionisti poi bisogna capire anche in che cassa previdenziale sono iscritti, perché già per gestione separata è prevista la richiesta degli assegni a mutuo familiare, e qui posso ricordare che chi non avesse magari verifichi adesso le attività di iscrizione alla gestione separata può fare richiesta di assegni familiari all'INPS come pagamento diretto, nel limite prescrizionale di 5 anni, per cui se qualcuno potesse verificare magari che non ha fatto richiesta, sappia che può andare indietro di 5 anni, quelli sempre online al patronato, però questa va fatta una verifica precisa, poi vedremo come è strutturato il software per la domanda, che tipologie di indicazioni avremo. Per questo e eventualmente anche per altri casi che non troveranno una risposta specifica, penso che vada risottolineata l'offerta di disponibilità rappresentata dal direttore Marco De Sabata di poter accedere all'ufficio di relazioni con il pubblico per verificare caso per caso in caso di situazioni particolari. C'è una domanda interessante e importante, perché abbiamo anche tante famiglie che fanno degli atti di generosità significativi. Laura domanda per i figli in affido e chiede: per poter usufruire degli assegni devono far parte del nucleo familiare e quindi dello stato di famiglia, come ci si comporta con i figli in affido? Noi sappiamo che l'assegno segue il figlio, e quindi come funziona in caso di affido familiare? Allora, io aspetterei l'indicazione della circolare, ma indicativamente seguirà le norme che seguono anche l'assegno per il nucleo familiare, per cui il figlio affidato dalla struttura ASL o dal competente tribunale per i minori viene inserito nel nucleo e avrà diritto all'assegno temporaneo, come aveva diritto per l'assegno al nucleo. E lì poi bisogna capire un attimo, infatti il figlio affidato rientra anche nel nucleo con l'ISEE, a meno che non sia figlio affidato in struttura protetta, per cui quello fa il nucleo a sé, e lì eventualmente poi per questi casi molto particolari bisogna capire un attimo chi avrà la titolarità per richiedere l'assegno temporaneo per questi figli, per questi ragazzi, insomma, questi minori. Perfetto, la risposta penso faccia il paio con la domanda di Michael, che chiede come per gli ANF, anche per l'assegno unico servirà un'autorizzazione nei casi di nuclei familiari non coniugati, separati, divorziati, eccetera. Penso che la risposta sia dello stesso tenore. Sì, attendiamo la circolare applicativa, perché poi noi vediamo che anche per quanto riguarda gli assegni al nucleo familiari non sono pochi i casi in cui di genitori conviventi e non sposati, per cui poi la richiesta genericamente viene fatta da uno dei due genitori della richiesta di ANF. Naturalmente poi da precisare che su questa cosa dei nuclei familiari, se il nucleo sono tutti e tre, vedo per esempio 2 genitori e un figlio, sono tutti conviventi, l'ISEE fotografa la situazione di tutti e tre i soggetti. Nel caso uno dei 2 genitori non sia convivente, l'ISEE fotografa la situazione del minore col genitore convivente. In aggiunta, è proprio la differenza che parlavo all'inizio, vi sarà
la componente a tratto della parte patrimoniale reddituale, per cui vi sarà una differenza di ISEE per il minore rispetto all'ISEE del genitore col minore convivente. Però lì poi anche sul fatto sicuramente ci hanno confermato da Roma che la domanda di assegno temporaneo andrà ad incrociare l'archivio completo dell'assegno al nucleo familiare, per cui l'incrocio viene fatto sul codice fiscale del minore, per cui se lo stesso minore viene trovato anche nella richiesta di assegno al nucleo familiare di tutte le altre tipologie che va dai domestici la domanda si blocca e lì poi dovrà essere una valutazione della sede INPS per capire quale delle due prestazioni erogate. Per cui evitiamo, se si sa già che non si ha accesso perché siete dipendenti, di evitare di fare la domanda. Insomma. Perfetto, vedo in sovraimpressione un'altra domanda. Nel caso in cui il bambino sia in famiglia come affido temporaneo ed abbia un suo ISEE, gli assegni vengono erogati come gli attuali assegni familiari comunque, e mi sento insomma di dire che in attesa delle risposte stiamo sul sedime di quanto fatto fino adesso per gli ANF. Allora, c'è Margherita, questa abbiamo già risposto e quindi possiamo andare verso la conclusione. Direi che allora abbiamo una buona notizia, che per 1.800.000 nuclei familiari in Italia c'è questa nuova opportunità. Abbiamo anche un'integrazione per gli ANF di 37,50 € a figlio per quelli già in essere e di 55 per i figli dal terzo in su, o meglio dall'arrivo del terzo figlio e in caso di figli disabili una integrazione maggiore. Abbiamo 6 mesi nei quali abbiamo la possibilità di perfezionare questo strumento, che è un passo avanti ma ha dei limiti significativi. In questo periodo noi abbiamo la massima disponibilità di tutti i territori di dare delle risposte appropriate alla famiglia. INPS Treviso rappresenta, penso anche plasticamente, questa disponibilità delle INPS territoriali, e insomma è significativa perché è un rapporto continuativo, ma penso che sia replicabile questa possibilità anche negli altri territori. Le associazioni, i soggetti del terzo settore, i patronati sono disponibili a accompagnare questo percorso, e la strada è quella giusta. L'importante è che lavoriamo per il bene comune, lavoriamo nella legalità, nella oculatezza dell'impegno delle risorse che ci sono, e avendo ben chiaro che questo strumento è uno strumento che vuole offrire maggiori risorse alle famiglie, non deve essere uno strumento di lotta alla povertà, ma uno strumento di capacitazione e di supporto ai ruoli genitoriali ed educativi, e quindi è una strada importante, è una strada che ha già dei passi significativi, ma molto c'è da fare. Andrei verso la fine salutandovi, chiedendo anche a Marco De Sabata un suo intervento a conclusione, e ringraziando Stefano Girotto per la chiarezza con cui ha esposto questo momento di passaggio e questo strumento temporaneo che abbiamo a disposizione. Grazie Adriano. La riflessione finale che faccio è anche una convinzione che ogni giorno matura sempre in me. Quanto è importante dare le giuste informazioni ai cittadini, giuste informazioni e puntuali. Non a caso prima ho usato il termine, dobbiamo essere dei navigatori satellitari, cioè nella molteplicità delle prestazioni sociali e delle prestazioni a sostegno del reddito, con una legislazione sempre più in evoluzione. Stiamo parlando di una misura temporanea, appunto. Aspettiamo le circolari, è stato più volte ribadito. Possono cambiare, possono migliorare, possono interpretare in senso positivo, in senso negativo, più restrittivo. Questo non lo sappiamo. Proprio perché siamo un cantiere aperto, è importante avere questa comunicazione quotidiana e noi avere anche un feedback dalle nostre sentinelle sociali territoriali, come il centro della famiglia, come possono essere il patronato AGI, come può essere il patronato della CISL e altri patronati, giustamente, perché è importante indirizzare giustamente la persona, il nucleo familiare, specialmente se appartengono appunto a quelle fasce sociali più deboli che hanno maggiore bisogno di tutela economico e sociale in questo periodo di crisi.
Quindi con molto orgoglio dico che siamo qui accanto ai cittadini e i cittadini ci devono dare una mano proprio perché siamo sulla stessa barca, cioè noi siamo accanto loro, non siamo una controparte o qualcosa di diverso. Noi rappresentiamo la comunità e siamo al servizio esclusivo della comunità. Quindi essere al servizio esclusivo della comunità significa che parliamo la stessa lingua. Quanto è importante l'informazione giusta e corretta, anche perché oggi con gli strumenti moderni che abbiamo a disposizione, da Facebook a Google, su internet, si trova tutto e il contrario di tutto. Quindi è veramente fondamentale essere dei navigatori satellitari qualificati. Poi, per carità, possiamo anche sbagliare, però intanto parliamo la stessa lingua e stiamo accanto l'un l'altro. Solo così vediamo la luce e andiamo sulla stessa direzione. Comunque volevo dare la massima disponibilità anche per un secondo tempo, questo è il primo tempo, visto che è un work in progress, quindi massima disponibilità anche a rivederci quando ci sarà il quadro definitivo dell'assegno, insomma, ecco, di questo assegno unico, misura unica. Adesso no, la terminologia è sempre anche qui in evoluzione, perché abbiamo visto in questo periodo di crisi una molteplicità di bonus, a tante misure di sostegno del reddito chiamate in una certa maniera, poi riqualificate, poi rinominate, eccetera, eccetera. Quindi è importante avere il quadro chiaro. Ecco, a me interessa questo, che una famiglia, dal momento che sono misure a sostegno della famiglia, e abbiamo visto anche per la natalità, altro argomento che sta molto a cuore, ci sta molto a cuore, della sostenibilità dei sistemi, in primis quello previdenziale, anche quello sociale. Per questo è importante che le risorse erogate vadano a soggetti legittimati, cioè che posseggono quei requisiti previsti dalla legge. Quindi è importante tracciare e rafforzare questa filiera istituzionale e para-istituzionale con soggetti quali i patronati, ma anche il centro della famiglia, che ripeto sono le sentinelle sociali territoriali che collaborano e sono i nostri fratelli minori. Per questo vi ringrazio e ringrazio di cuore Adriano Bordignone e tutti i suoi collaboratori, e un saluto anche a tutti gli utenti che, malgrado l'orario, sono stati accanto a noi, ma credo con una visione positiva. Grazie infinite. Grazie mille a Marco De Sabata e a Stefano Girotto per il loro intervento puntuale in termini di chiarezza e di attendibilità delle fonti. Ringrazio appunto chi ha collaborato a organizzare questo incontro e sollecito insomma a chiedere se sono problematiche, chiedere al forum delle associazioni familiari e al centro della famiglia supporto. Sappiamo che su questo tema, su assegno unico, c'è una convergenza politica perché in Parlamento c'è stata la massima disponibilità da parte di tutte le forze politiche, ci sono delle risorse perché c'è il piano nazionale di rinascita e resilienza, ci sono delle opportunità, vanno messe in campo, è il momento opportuno per lavorare per il futuro. Grazie e buon lavoro a tutti.